Sita nel cuore del centro storico di Agrigento, la piccola chiesa di San Michele Arcangelo ha ospitato stamane la celebrazione della Santa Messa, officiata dall'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, e dedicata al patrono della Polizia di Stato. Per noi è stato un motivo di particolare attenzione quella di celebrare quest'anno la festa appunto di San Michele nella parrocchia proprio che è dedicata a San Michele Arcangelo. Peraltro per me è importante anche il segnale che intendiamo dare di attenzione anche al centro storico della città di Agrigento. Centro storico molto bello, però in alcuni punti e in alcune zone un po' degradato. La nostra presenza qui vuole sottolineare che le forze di polizia sono attente anche al centro storico, dove ricordo c'è personale nostro, i poliziotti di quartiere in particolare, che sono presenti, oltre alle volanti naturalmente eccetera. Quindi un duplice segnale, quello di riconoscimento appunto per il patrono a cui è dedicata questa parrocchia, ma anche l'attenzione delle forze di polizia al centro storico. Un momento particolare che celebra la festa della Polizia di Stato, ma allo stesso tempo l'attenzione che essi mostrano nei confronti del territorio e quindi del centro storico. Sì, ritengo che la gratitudine e il sentimento da provare su uomini che sono sempre per strada, che rischiano per dare la sicurezza a noi. Credo che non possiamo non tener conto di queste presenze. Il nostro è un territorio difficile, se tante cose si risolvono e si affrontano, anche perché ci sono uomini coraggiosi che svolgono il loro lavoro con serietà e ci permettono un po' di più di serenità. La celebrazione di stamane chiude il ventaglio di iniziative promosse in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo e ieri, momento clou della manifestazione, si è svolto il primo raduno nazionale delle Ferrari nel centro storico di Agrigento. 25 fiammanti auto della scuderia Ferrari di Ribera hanno percorso le vie cittadine. Siamo stati invitati, è un club nato nel 2006 come club nato, ma il Ferrari Day è iniziato 10 anni fa, proprio il 18 aprile 2004 a Ribera. Siamo stati invitati, come dicevo, dal signor Gallo e ci siamo spostati un bel numero di macchine. Siamo felicissimi oggi nel centro storico perché rimarchiamo che questo centro storico rilancia la città, rilancia il centro storico, ma in più possiamo dire una cosa, che questa festa diventerà una delle feste principali di tutta la provincia di Agrigento, perché come abbiamo sempre detto non è solo una festa ma è anche una protesta, perché i nostri politici se ne fregano di pensare a questo centro storico che loro pensano perduto, abbandonato, invece no, sto dimostrando oggi a tutti gli abitanti, componenti del comitato, in primis padre Nazareno Ciotta, che questo quartiere è un quartiere vivo che parte da via Atenea, il centro storico, e finisce a Santa Croce.